Eccoci in una nuova puntata di Agricoltura, siamo a Rende Paese, dietro di me il santuario Maria Santissima di Costantinopoli e accanto a me Roberto Sottile, critico d'arte, anche mio carissimo amico, che ci parlerà della storia della pianta d'ulivo. Grazie Alessia anche per questo invito. Beh, sull'ulivo potremmo dire tante cose. Innanzitutto che sicuramente abbiamo questa pianta che nasce come una pianta selvatica, poi è diventata pianta che si può coltivare. Sicuramente già le prime piante coltivabili circa 6.000 anni fa, quindi è una pianta che ha una storia importante, una storia che la vede sicuramente presente in Siria, in alcune zone dell'Asia e poi in Grecia. Abbiamo anche appunto sulla presenza di questa pianta alcune testimonianze pittoriche sia nell'antica Grecia ma anche nell'antica Roma, dove oggi siamo abituati magari a vedere la corona di alloro, ma anticamente era una corona di ulivo che veniva posta sulla testa degli atleti vincitori, e addirittura nell'antica Grecia questa pianta, oltre a fungere appunto da decorazione appunto con una corona di ulivo in testa ai vincitori, agli atleti, a questi atleti veniva anche regalata un'ampolla di olio, quindi la dice lunga su questa pianta che dalla Grecia poi arriva in tutto il Mediterraneo e da lì si diffonde anche non solo appunto per pianta ornamentale, ma diventa una pianta che diventa nel corso appunto di questi millenni una pianta simbolo di pace, simbolo di spiritualità, e quindi una pianta davvero molto importante anche per un territorio appunto come il nostro, come quello della Calabria. Roberto, puoi parlarci della presenza dell'ulivo nell'arte? Beh, escludendo naturalmente tutti gli artisti che hanno utilizzato l'ulivo per dei temi religiosi, quindi è chiaro che artisti che hanno raffigurato la figura di Cristo prima della crocifissione, oppure la colomba, simbolo appunto dello Spirito Santo, l'ulivo è presente. Però anche altri artisti hanno utilizzato questa pianta e l'hanno raccontata non dal punto di vista spirituale. Ad esempio, mi viene da pensare a un artista scrittore calabrese come Leonida Repaci, un'opera tra l'altro è anche all'interno del nostro museo cittadino, il Museo del Presente, dove raffigura la Grande Madre. E come la raffigura? Attraverso una pianta d'olivo, attraverso appunto questa pianta d'olivo con questo suo tronco così nodoso, rugoso come il volto di una Grande Madre, oppure anche guardando a quella che è l'arte sacra, soprattutto nel XIV e XV secolo, abbiamo la presenza di alcuni artisti, come ad esempio una bellissima annunciazione dell'artista Lorenzetti, che raffigura l'Arcangelo Gabriele che fa visita alla Vergine Maria e ha sul proprio capo una corona di ulivo e porge alla Vergine Maria un ramoscello d'ulivo, oppure ancora altre opere di Sandro Botticelli, dove appunto raffigura alcune fanciulle con dei rami d'ulivo, ma anche arrivare ad artisti più contemporanei, dello stesso Van Gogh con le sue piante d'ulivo, oppure artisti proprio contemporanei viventi, come ad esempio Cattelan, che è uno degli artisti contemporanei più importanti, dove ha utilizzato un vero e proprio ulivo nel museo di Rivoli, eh, esponendo un vero e proprio ulivo. Quindi è una pianta che si presta al mondo dell'arte, ma anche e soprattutto al mondo dell'artigianato, perché sono tanti gli artigiani che utilizzano il tronco d'ulivo per la realizzazione di manufatti, sculture, ma anche piatti, ma anche utensili della tradizione contadina, soprattutto qui in una regione come la nostra, dove la pianta d'ulivo è riuscita a essere presente davvero su tutto il territorio regionale, con delle caratteristiche uniche anche da territorio a territorio, da provincia a provincia.
Le tue considerazioni sulla presenza sul nostro territorio della pianta d'ulivo? Beh, anche in Calabria la presenza dell'ulivo è una presenza importante, storica, soprattutto nel Cosentino abbiamo una delle tipologie d'ulivo più diffusa è la Carolea, che è una pianta d'ulivo che ha una doppia, diciamo così, veste. È una pianta che produce un'oliva da tavolo e quindi la troviamo nei nostri menù. È anche però una pianta che produce appunto un'oliva da frantoio, cioè per poter produrre l'olio. Un'altra tipologia, ad esempio, di ulivo molto diffuso qui nelle nostre parti è la borghese, quindi queste sono le due piante d'olive più diffuse in Calabria, anche se da uno studio hanno, pensa Alessia, identificato in tutta la Calabria ben oltre quasi una ventina di tipologie di piante d'ulivo che si differenziano appunto in base a dove queste piante nascono, in base ai territori, se sono ulivi di collina o ulivi di marina, cioè vicino al mare, soprattutto nella zona questa del Reggino, nella zona della Locride, diciamo nella provincia di Reggio Calabria. E quindi sono delle piante che si differenziano anche per il gusto, per la consistenza proprio dell'olio e del frutto. E naturalmente per quanto riguarda il nostro territorio di Rende ha una tradizione importante legata alla pianta d'ulivo, legata all'olio, soprattutto perché sono presenti su tutto il territorio dei frantoi, alcuni frantoi storici e alcuni frantoi diciamo più di recente presenza, però che comunque già da oltre un trentennio sono attivi sul nostro territorio. È anche importante sottolineare come anche in un territorio come quello di Rende, ma accade questo in tutta la nostra regione, anche come si differenzia, no? La cura che viene data alle piante d'ulivo. In modo particolare voglio fare riferimento a quella che può essere la potatura di questa pianta. Basta sicuramente camminare un po' in giro per le contrade di Rende e rendersi conto come questa pianta, la potatura dell'ulivo varia, o con i rami che tendono verso il cielo, quindi la pianta che tende a crescere, a diventare sempre più alta, oppure con i rami in qualche modo che vanno a proteggere quello che è il frutto verso con i rami, diciamo con piante più basse, con i rami verso appunto il terreno. Questo è dovuto anche a una caratteristica della pianta d'ulivo, soprattutto Carolea, che è una pianta che teme il freddo, e quindi in qualche modo i nostri contadini in alcune diciamo zone, soprattutto quelle più alte, tentavano appotare la pianta mantenendo i rami verso il basso per proteggerla, anche perché comunque è una pianta che inizia adesso, siamo nel mese di novembre, e le nostre mamme, le nostre nonne iniziano in questo periodo a raccogliere qui sul Rende le olive. E naturalmente per quanto riguarda la Carolea, che come ho detto prima è una pianta anche che produce un'oliva da tavola, prima della raccolta iniziava la raccolta delle olive che poi servivano per produrre quello che era appunto il prodotto che andava nelle nostre dispense e sui nostri menù. Nella preparazione di questa puntata abbiamo trovato un testo di Mario Marinucci. Roberto, vuoi leggerlo? Sì, cercavamo come chiudere, diciamo, questo nostro intervento e non volevamo utilizzare un testo magari di Ungaretti, Montale o Neruda oppure D'Annunzio, poeti e scrittori conosciuti che hanno omaggiato questa pianta d'ulivo, e quindi abbiamo trovato questo bellissimo testo di Mario Marinucci, docente presso l'Università di Perugia, che parla appunto dell'ulivo e che voglio leggere. Abbiamo deciso di leggerlo. Allora, l'olivo è il più umano degli alberi, perché la sua natura, al pari di quella dell'uomo, è sommamente ricca di contrasti. La cima serge splendente, ma il tronco è nodoso, e i rami contorti.
La foglia è gentile ma aguzza, l'aspetto è dolce ma racchiude la forza di una vita di secoli. Tenero il frutto dal nocciolo durissimo, e dalla sua liquida essenza arde la fiamma che nutre e distrugge. E vita e morte si incontrano, consacrata da essa al pari della gioia, dell'offerta e dell'estremo rito del sacrificio. La più sublime spiritualità e i più terreni aspetti si fondono adunque nell'olivo. Per questo è l'albero dell'uomo. E questo professore Mario Marinucci racconta, attraverso queste parole che abbiamo che ho voluto leggere, davvero quello che rappresenta la pianta d'ulivo, questo frutto per una regione come la Calabria, ma per una, diciamo, intera nazione. Un albero che davvero rappresenta la vita e che rappresenta un elemento essenziale in quella che è la dieta mediterranea. Quindi davvero grazie Alessia per avermi dato questa possibilità di raccontare anche dal punto di vista artistico questo importante albero che in qualche modo ci rappresenta a tutti, e mi piacerebbe, magari come ho detto prima, no? Le corone di alloro che oggi vengono utilizzate per premiare gli atleti oppure per le sedute di laurea, anticamente non esistevano, perché c'erano le corone di ulivo. Quindi sarebbe davvero un bel gesto, visto che la nostra università è all'interno del nostro territorio, ripensare magari che nelle prossime sedute di laurea, invece di apporre sulla testa le corone di alloro, si ritornasse ad utilizzare questa nostra pianta. E chiediamo le considerazioni al riguardo al presidente Massimino Maiocchi del consorzio IGP Olio di Calabria. Sì, oggi credo che sia una giornata splendida, a parte il sole, ma una giornata che è di approfondimento, oltretutto, un approfondimento di quello che è il mondo olivicolo, di quello che è il valore della pianta d'ulivo e la variabilità dell'uso dell'olio che lo rende prezioso. L'abbiamo visto oltretutto con un profondo significato di sacralità, per cui diventa una pianta che segue costantemente tutto quello che può essere nel mondo dell'agricoltura, una pianta che segue dalle epoche più antiche, più lontane, la nostra vita quotidiana, quindi un seguire in un modo importante la sua evoluzione. Quando questo vediamo sia oltretutto importante, perché diventa utile di come sia stato nel corso della nostra vita la simbologia dell'olio, il prodotto olio, con i suoi mille usi, di come nel corso del tempo questa pianta è stata plasmata dai nostri contadini, portandola ogni anno in modo sempre più utile, sempre più importante per la vita quotidiana. L'essersi radicata su tutto il nostro territorio, la pianta d'ulivo ha poi consentito, sin dalla metà del 1600, un nascere di due poli olivicoli importanti nella nostra Calabria, che sono Rossano e Gioia Tauro. Da lì, nel corso degli anni, partivano le navi cariche di olio non solo per le nostre regioni italiane, ma anche per il nord Europa. Anche perché l'olio d'oliva non era solo un prodotto utile e importante per la nostra alimentazione, ma anche un prodotto che veniva esportato nei paesi del nord Europa per l'uso
industriale, cioè vediamo che in Francia veniva usato per i saponifici di Marsiglia, mentre in Inghilterra era usato per le industrie tessili, oltre ad essere un ottimo lubrificante per i macchinari industriali. Vediamo questa evoluzione e negli anni quanto ha significato alla fine per l'alimentazione il nostro olio d'oliva. Un'altra cosa, per esempio sul Rossano noi troviamo anche un momento importante di quello che rappresentava la produzione olivicola. Già nel regno delle due Sicilie, Rossano era la borsa merci di riferimento per l'olio d'oliva di tutto il nostro meridione. Quindi questo è molto significativo, cioè pone in risalto quello che è l'olio d'oliva nella nostra cultura. Non dimentichiamoci per quello che rappresenta per la nostra vita. È il prodotto più importante, è il prodotto che quotidianamente ci viene indicato dalla scienza medica per un uso costante, un uso quotidiano, un uso specifico che allontana da tutti noi tante e tante malattie e tanti altri problemi. L'olio d'oliva è diventato così il prodotto principe della dieta mediterranea. La dieta mediterranea, che vuol dire salute, vuol dire benessere fisico, vuol dire mente sana, vuol dire essere ben nutriti sin dalla nostra nascita. Quindi l'olio d'oliva, con tutto questo valore, con tutta questa importanza, con tutti questi segnali positivi che ci porta in tutti questi anni, abbiamo finalmente un riconoscimento proprio per questi valori di avere un marchio IGP che qualifica ancora di più e meglio la produzione olivicola della nostra Calabria. Buongiorno e innanzitutto grazie ad Agricultura per lo spazio che ci sta offrendo per diffondere quelle che sono le novità in questo periodo che riguardano i bandi previsti dalla Regione Calabria a valere sul PSR 2014-2020 e rivolti agli agricoltori e ai produttori agricoli del territorio della Regione Calabria. Noi come Federterziaria Agricoltura stiamo diffondendo sul territorio quelle che sono queste opportunità ed in particolare le due misure che sono da poco uscite, ovvero la misura 411 e la misura 421, che sono rivolte a quelle aziende agricole che in possesso di determinati requisiti possono avere la possibilità di presentare una domanda, quindi una richiesta di finanziamento per poter con la 411 ammodernare le attrezzature inerenti all'azienda e quindi la conduzione dell'azienda, con un particolare aspetto che è quello rivolto alla riduzione dell'impatto ambientale e soprattutto alla sostenibilità e all'ammodernamento degli investimenti. Mentre con la 421 si vuole avvantaggiare quella che è l'ammodernamento e lo stimolo a quelle che sono le aziende che effettuano trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari. Sono due opportunità che, grazie anche attraverso gli sforzi della Regione Calabria, si sono concretizzate in una semplificazione rispetto a quelle che erano le vecchie misure. Ma innanzitutto specifichiamo a chi sono rivolte. Queste misure, se partiamo dalla 411, sono rivolte a quelle aziende agricole organizzate in forma professionalizzata, cioè a coloro che come azienda agricola sono o coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale o datori di lavoro agricolo, che hanno l'esigenza di ammodernare quelle che sono le attrezzature che gestiscono in azienda.
Se guardiamo anche a una delle caratteristiche del bando, che è quella della riduzione dell'impatto ambientale, se ad esempio un'azienda vuole ammodernare il proprio parco macchine non con una mera sostituzione, ma ad esempio con una macchina che può essere una trattrice che riduca sull'azienda quella che è l'impatto della bassa pressione sul suolo, allora questa opportunità permette all'azienda di avere un contributo che, a seconda della zonizzazione regionale, cioè dove è ubicata l'azienda, permette un contributo che varia da un minimo del 45% sino ad arrivare al 55%. Noi come federazione ci spendiamo soprattutto nel voler divulgare quella che è l'importanza di questi bandi in un quadro più generale di investimento aziendale, perché la cosa che a noi preme ricordare è il fatto che qualunque misura di piano di sviluppo rurale a valere sul PSR Calabria 2014-2020 prevede un investimento da parte dell'azienda, soprattutto a livello di investimento primario, nel senso che per poter accedere a questi fondi naturalmente l'azienda dovrà fare un piano di sviluppo aziendale che consenta anche di avere una liquidità per poter anticipare e quelle che sono le somme relative all'IVA, perché nella maggior parte delle aziende, nella maggior parte delle disposizioni del bando non è previsto che l'azienda possa rendicontare l'IVA, ma soprattutto la gestione di quella che è la quota parte del progetto che l'azienda comunque deve mettere in campo. Da questo punto di vista noi attraverso la nostra Federazione Credito tentiamo di offrire una vasta gamma di servizi per consentire ai produttori agricoli di poter non solo accedere e quindi di presentare semplicemente la domanda, ma attraverso il nostro supporto e quello dei tecnici anche di la messa in atto del progetto e quindi di seguire l'azienda dalla progettazione sino al collaudo finale. Per quanto invece riguarda l'altra misura prevista dal PSR, la 421, ho visto che nella trasmissione si parla spesso di olivicoltura e se parliamo di trasformazione di prodotti agricoli è quella che è rivolta ad esempio all'implementazione dei frantoi e quindi alla possibilità di avere dei nuovi impianti che abbiano delle caratteristiche tecniche innovative rivolte soprattutto a una tutela della qualità. Pensiamo a chi vuole produrre a marchio IGP o a marchio bio e al tipo di impianto che è necessario per poter garantire un prodotto di qualità. In questo caso il contributo previsto dalla 421 è del 50% e non fa riferimento a quelle che sono le zonizzazioni. Una nota importante, per quanto riguarda questo tipo di progettazione, per come è previsto dal bando, entrambe le misure hanno un contributo massimo concedibile di 300.000 euro, ma su questo occorre fare attenzione, anche perché al di là dell'entità del contributo, questi bandi sono stati tarati in maniera sistematica e in maniera precisa per quanto riguarda le consistenze aziendali. Questo consente anche dal punto di vista dell'amministrazione di valutare in concreto qual è la base di partenza dell'azienda e quindi anche la sua dimensione e commisurare la richiesta di progetto sulla base di quelle che sono le reali esigenze dell'azienda ed evitare quindi quello che a volte succede, che è quello di commisurare un investimento troppo grande rispetto a quella che è la capacità dell'azienda di poter sostenere poi quel determinato intervento. Arrivederci ad una prossima puntata di Agricoltura. Parleremo della sacralità della pianta d'ulivo con Don Domenico Sturino, parroco di Rente Centro Storico.